Allora, intanto una valutazione di questo evento giunto al suo terzo appuntamento con la serata di gala. Sì, naturalmente non potevamo assolutamente mancare a questo evento che ogni anno si ripete ma che diventa sempre molto più interessante. Quest'anno come novità abbiamo anche come partnership le Donne del Vino. Le Donne del Vino è un'associazione italiana, noi come delegazione Sicilia stiamo insieme e stanno gentilmente alcune donne del vino produttrici offrendo il vino in questa serata di gala. La serata di gala verrà accompagnata ovviamente da particolari vini che si serviranno appunto anche a gustare meglio ciò che lo chef Gambuzzi ha preparato. Ecco, se magari ci fa Sì, certo. Una panoramica. Certo, naturalmente abbiamo cercato di abbinare dei vini, abbiamo un menù a base di pesce, ringraziamo Colomba Bianca per un suo blend, ringraziamo anche poi Gorghi Tondi, Caruso Minini, per poi passare anche a un rosato di Nerello Mascalese. Passiamo anche a un frappato giovane che comunque è ben abbinabile con il pesce, col secondo, per finire con l'azienda Florio con il suo Marsala dolce 2017. Quindi complessità ma freschezza, leggerezza, anche grande acidità e sapidità è una componente, una caratteristica di questi vini bianchi siciliani che gentilmente le donne del vino, alcune socie delle donne del vino stanno offrendo alla cena di gala. Per il vostro lavoro all'interno dell'Associazione delle Donne del Vino, quello di far conoscere sempre maggiormente il vino, ma diciamo anche un pubblico femminile. Sì, abbiamo iniziato in sordina, ringrazio Roberta Urso che è la nostra presidente della delegazione Sicilia che ci coordina, siamo circa 64 che partecipiamo ma siamo 900 in tutta Italia e cerchiamo di portare anche le donne del vino come produttrici, giornaliste, sommelier, ecco, tutte le componenti importanti per divulgare la cultura del vino. Allora, cena di gala questa sera al Madison, sicuramente sarà un menù particolare, ecco, se ce lo vuole illustrare chef. Buonasera a tutti, è un menù che parla tanto di territorio, parliamo di prodotti proprio che abbiamo comprato qui vicino al nostro ristorante, al ristorante del Madison, questa bellissima cornice. Lavorare col territorio è molto semplice, noi abbiamo prodotti unici in Italia e anche al mondo. Stasera abbiamo pensato di fare un menù un po' particolare, molto improntato sulla parte vegetariana, ci sono molti inserimenti di prodotti del territorio, del periodo che siamo per adesso, un menù con tante sorprese, dall'inizio fino alla fine. Ecco, ci è voluto un po' di tempo per pensarlo e prepararlo? È un menù particolare, sì, come tutti i menù ci vuole del tempo per realizzare il menù. Dopo con lo chef residence del Madison siamo stati più di qualche giorno a pensare e cercare di utilizzare il massimo di quello che offre il territorio per finire con un dolce particolarissimo, con un ripieno liquido. Stasera è un menù particolare. Allora, parliamo di questo menù, vediamo in aggiunta qualcosa di particolare che lo chef Gambuzzi non già detto. Beh, credo che lo chef Gambuzzi sia stato abbastanza esaustivo nell'esporre il menù, credo ci sia ben poco da aggiungere, è stato un lavoro ben studiato e cercando di valorizzare quello che il territorio offre. Ora all'inizio pian piano i commensali potranno vedere e gustare e capire di che cosa si tratta, forse non è il caso di anticipare oltre. Ecco, il Madison sempre attento a Sicilia in Bolle, è stato sempre un partner fedele nelle sue varie edizioni, siamo appunto all'8ª edizione. Sì, l'8ª edizione, speriamo che ce ne siano ancora tante altre, ci auguriamo perlomeno. Allora, parliamo di questa edizione, 8ª edizione di Sicilia in Bolle, l'ecomenologo è stato sempre presente anche perché rappresenta delle case di imbottigliamento importanti, no? Sì, non solo per questo, anche perché sono a Agrigentino DOC di Aragona ed è una manifestazione importante per il nostro territorio e lo è diventato per tutta la Sicilia.
e anche per aziende di fuori che vengono a portare le loro bollicine per farle conoscere qui nel nostro territorio. Quindi una bella manifestazione che sta prendendo sempre più respiro nazionale e internazionale. Che annata sarà questa, chef? L'annata 2022 sarà la classica annata calda, quindi tipica per la Sicilia, dove ormai siamo abituati ai climi caldi e con un certo tipo di aridità, per cui siamo già preparati a produrre vini in queste condizioni e con le irrigazioni e con le giuste tecniche di vinificazione si riescono a ottenere dei bellissimi risultati enologici e poi per poter avere grandi soddisfazioni sul mercato e nei concorsi enologici. La vendemmia è già iniziata per gli spumanti? Per gli spumanti mi sa che si è chiusa da un pezzo, perché abbiamo avuto un inizio di raccolta per le basi spumanti già ai primi giorni di agosto e sicuramente entro fine agosto e i primi di settembre anche nelle quote più alte si è chiuso con la raccolta delle basi spumanti. Ora si sta procedendo a finire di raccogliere tutti i bianchi e già si è iniziato con la raccolta delle uve rosse per la produzione. Lei rappresenta diverse case, che novità abbiamo? Ci aggiorni magari su qualche novità che vedremo sul mercato presto? Novità di rilievo per quanto mi riguarda no, sempre le solite aziende che si preparano a fare un'altra nuova annata, speriamo bene. Qual è il posto della situazione? Qual è la situazione in Sicilia del comparto? La situazione risente della situazione nazionale e internazionale, per cui c'è attesa e aspettative, speriamo bene per tutti. C'è lamentela da parte di tutti per il problema energetico ormai saputo e risaputo, le bollette che arrivano sono carissime e questa situazione non è sostenibile. Influirà in qualche modo sul prezzo finale? Sul prezzo finale non solo questo, ma anche l'aumento delle materie prime, in particolare ultimamente ho saputo di bottiglie che hanno avuto aumenti del 30%, per cui questo inevitabilmente porterà ad avere un aumento dei prezzi che a oggi non so stabilire quanto potrà essere. Presidente, ecco, il consuntivo è stato sicuramente interessante, ma ce lo dirà lei, e così Sicilia in Bolle, con qualche novità, con qualche sorpresa che lei già ha annunciato, pensa già alla 9ª edizione. Sì, stiamo diventando anziani, sì, già abbiamo le idee chiare per quello che sarà il futuro di questa manifestazione. Già abbiamo messo nero su bianco alcune iniziative che sveleremo ovviamente più in là, quindi posso già dire con soddisfazione che stiamo archiviando una bellissima 8ª edizione di Sicilia in Bolle e che ci apprestiamo già a programmare quello che sarà la prossima, che ovviamente sarà fatta nel periodo estivo. Le date le comunicheremo a breve, però siamo soddisfatti di ciò che è stato la risposta del pubblico, di coloro che hanno partecipato, delle aziende, dei partner, insomma anche questa che stiamo archiviando è stata sicuramente una bellissima edizione. Ecco, lei diceva, e chiudiamo, che Sicilia in Bolle è iniziata piano piano, ora addirittura la caratura, il punteggio della manifestazione è salito notevolmente. Sì, le difficoltà iniziali a recepire aziende che producessero spumanti in Sicilia non le dimentico facilmente, perché facevamo proprio delle vere e proprie indagini territoriali, erano poche, cioè mi spiego meglio, erano le poche aziende che hanno creduto sin da 8, 9, 10 anni fa su questo prodotto, hanno investito su questo prodotto. Adesso la cosa è cambiata, la tendenza è cambiata, abbiamo tantissime aziende che producono bollicine, spumanti in generale, anche vini frizzanti, perché anch'essi fanno parte del mondo bolle. Sono tantissime adesso le aziende, quindi dobbiamo ampliare anche la struttura per ricevere ancora più aziende.